Questa attività si chiama Pizzeria Sergio Emeri, è nata nel 1982, è iniziata per scherzo perché io ho lavorato 6 anni in fabbrica, il marito lo stesso. Ci hanno chiesto se volevamo aprire un'attività e a 21 anni ci siamo messi in gioco. All'inizio è un po' stata dura perché a 21 anni non eravamo neanche sposati perché non avevamo neanche avuto il tempo per farlo, ci siamo sposati in gennaio, ma una volta, 42 anni fa, non era facile dire che convivevi con una persona, quindi abbiamo dovuto star zitti fino a gennaio che ci siamo sposati. All'inizio, 21 anni tutti e due, la gente pensava che qua se morisse da fame ne portava il mangiare alla sera, anche a mezzogiorno, perché così sono stati veramente molto carini. Noi possiamo solo che ringraziare questo paese, per noi è stato veramente tutti papà e mamma. Sono in pensione da 5 anni, il marito adesso, e quindi non so, fra 50 anni sarà anche tutto chiuso o magari sarà qualcun altro che prende l'attività. Noi speriamo che i giovani facciano come noi, magari tutta piena di robot che servirà le pizze, non so. La cosa fondamentale è umiltà e sacrificio. Perché noi abbiamo iniziato a 21 anni e abbiamo tanta umiltà ma è anche tanto sacrificio. Per avere qualcosa bisogna essere così.